Ispezione mirata in una residenza per anziani nel comprensorio di Cammarate e San Giovanni Gemini. I carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai militari dell'Arma della locale compagnia, hanno passato al setaccio un'intera struttura nell'ambito di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'aspetto sanitario. Il controllo delle forze dell'ordine ha portato alla luce diverse criticità sul fronte normativo. L'amministratrice della società è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per non avere garantito la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, per la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale e per l'assenza di un'adeguata formazione e informazione sui rischi professionali. Durante l'ispezione alle forze dell'ordine è saltato fuori anche un lavoratore assunto in modo irregolare. Sono state quindi elevate ammende e sanzioni per circa 10.000 euro. Nonostante le irregolarità amministrative e penali, gli ospiti sono stati trovati in buone condizioni di salute.